Dopo la battaglia di Zama, il generale cartaginese Annibale trovò rifugio presso il re Antioco III dei Seleucidi. Questi stava estendendo i propri domini ai danni del Regno d'Egitto e, alleatosi col Regno di Macedonia, pensando di sfruttare la supposta debolezza romana conseguente alle lunghe guerre puniche, tentò di espandersi anche in Grecia. L'espansionismo seleucide spinse però il Regno d'Egitto, il Regno di Pergamo e la città di Rodi a chiedere l'intervento della Repubblica Romana. I Romani in un primo momento intervennero contro il Regno di Macedonia per incrinarne l'alleanza coi Seleucidi. Questa politica portò alla sconfitta macedone a Cinocefale nel 197 a.C. Antioco nel frattempo decise di intervenire in Europa. Annibale, divenuto suo consigliere militare, gli suggerì di portare la guerra in Italia, ma gli altri cortigiani di Antioco, invidiosi del prestigio del generale punico presso il re, lo indussero ad adottare una strategia differente. Antioco quindi non ascoltò Annibale, ma mosse con 10.000 fanti e 500 cavalieri verso la Grecia. Egli qui poteva contare sugli Etoli e riteneva, inoltre, che il re di Macedonia Filippo fosse dalla sua parte. Il re Seleucida iniziò la campagna occupando l'Eubea, ma nel farlo uccise alcuni cittadini romani presso Delio. La cosa non poteva che far scendere in guerra la Repubblica Romana, che in vista dell'imminente campagna mobilitò 20.000 fanti e 2.000 cavalieri, che fece sbarcare ad Apollonia nella primavera del 191 a.C., al comando di Acilio Glabrione. L'intraprendenza di Antioco stava intanto intimorendo le città greche, che restarono neutrali a parte la Lega Etolica che confermò la sua alleanza al re Seleucide. L'esercito di Antioco marciò verso la Tessaglia, dove raggiunse Cinocefale. Qui Antioco, vedendo i corpi non sepolti dei soldati macedoni caduti nella precedente battaglia, ne dispose il funerale, inveendo contro Filippo per aver lasciato i corpi dei suoi uomini insepolti. Intimorito da questo atteggiamento del re Seleucida, Filippo di Macedonia si alleò coi Romani. Antioco marciò verso la Carnaia, qui venne a sapere che i Romani erano sbarcati ad Apollonia al comando di Acilio Glabrione. Questi dapprima mosse verso i Macedoni per unirsi alle loro forze e poi discese verso le basi logistiche seleucidi in Tessaglia. Antioco comprese il pericolo e tornò a Calcide. Egli sollecitò rinforzi dall'Asia, che però sarebbero giunti troppo tardi per fermare i Romani che lo incalzavano. Era l'aprile del 191 a.C. ed egli quindi si attestò al passo delle Termopili per bloccare l'avanzata romano-macedone. Il re dispose un doppio vallo a difesa del passo ed inviò 1.000 etoli a presidiare i passi montani sui monti Tichius e Callidromus per evitare l'aggiramento del proprio esercito, che schierò con le falangi al centro, le fanterie leggere davanti alle falangi, gli elefanti a destra e gli arcieri e frombolieri verso le colline. Acilio Glabrione, vedendo lo schieramento avversario e probabilmente conosciuta l'epica vicenda del re Leonida, che nello stesso punto si oppose all'esercito di Serse 300 anni prima, inviò la notte prima della battaglia 2 distaccamenti comandati da Lucio Valerio e Marco Catone, rispettivamente, contro le postazioni degli Etoli sul monte Tichius e sul monte Callidromus. L'assalto notturno risultò in un fallimento per Lucio, mentre Catone riuscì nell'impresa sorprendendo le truppe etoliche poco prima dell'alba ed inseguendole nella loro fuga verso l'accampamento di Antioco. Era venuto oramai il giorno ed i due eserciti si erano dati battaglia, coi Seleucidi che avevano mandato all'attacco le fanterie leggere. I Romani riuscirono a respingere questi contingenti, che si riposizionarono dietro le falangi. Tuttavia fu a questo punto che le truppe al comando di Catone apparvero alle spalle dei Macedoni. Il terrore generato dal rischio dell'accerchiamento mandò in crisi l'esercito di Antioco, che scappò dapprima nel proprio accampamento, poi, incalzato da vicino dai Romani, si rifugiò a Scarpia. La battaglia era vinta per i Romani, che lasciavano sul campo 200 uomini, mentre Antioco aveva lasciato sul campo circa 10.000 soldati. Antioco comprese l'entità della sua sconfitta e ritornò ad Efeso, mentre i Romani si vendicarono degli Etoli
devastando il loro territorio. Seppur la battaglia si era risolta in una grande vittoria romana, la guerra non era finita. Infatti Antioco inviò emissari a tutti i satrapi del suo impero e riorganizzò un grande esercito, muovendolo nel Chersoneso e fortificandosi a Lisimacheia, dove accumulò armi e provviste. I Romani, dal canto loro, nominarono come successore di Acilio Glabrione Lucio Scipione, ma questi, essendo inesperto in materia militare, riuscì a farsi assegnare come luogotenente suo fratello, il ben più famoso Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano. Era giunto il tempo per il generale di dare nuovamente prova delle proprie grandi abilità militari.